the Holy Father, Pope Francis, will make an apostolic journey to Malta from the 2nd to the 3rd of April 2022. L'impegno a rimogliere l'illegalità e la corruzione sia dunque forte come il vento che, soffiando da nord, spazza le coste del paese. Tornare agli origini significa recuperare lo spirito della prima comunità cristiana, cioè ritornare al cuore e riscoprire il centro della fede. Non torneremo a puntare il dito, ma inizieremo a porci in ascolto. Non scarteremo i disprezzati, ma guarderemo come primi coloro che sono considerati ultimi. E hai richiamato l'attenzione sul punto chiave, la dignità della persona. Lo ribadisco con le tue parole. Voi non siete numeri, ma persona in carne e ossa, volti, sogni a volte infranti. A questo popolo maltese per la sua accoglienza così umana, così cristiana. Grazie tante.